maltempo che ha spazzato ieri il Veneto, il governatore Zaia firma lo stato d'emergenza per le aree colpite, a cittadini ed agricoltori documentate i danni. A Montagnana la conta dei danni dopo il violento nubifragio di ieri pomeriggio, quartieri ancora senza corrente, crollati alcuni merli delle mura medievali, il sindaco stato di crisi. Primo esodo d'agosto da bollino nero sulle strade, code e rallentamenti anche in Veneto a 4 lungo le principali direttrici verso le località di vacanza del litorale, laghi e montagna veneta. Autonomia allo sfogo del ministro Stefani, sono arrabbiata, l'autonomia voglio portarla a casa ma l'iter è rallentato da parlamentari del sud. Grave incidente ad un 49enne del Vittoriese, uscito per una banale camminata e scivolato da un sentiero venendo ritrovato dopo diverse ore, è in gravi condizioni. SMS e messaggi ad una donna sposata nonostante il divieto del giudice. Ora per l'uomo, un bagnino, la magistratura stabilisce il divieto di dimora al Lido di Venezia. A Favaro Veneto la primaria Collodi è la prima scuola le cui facciate ridipinte permettono ai bimbi di respirare come se fossero in un bosco e di ridurre lo smog. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3. In primo piano ancora il maltempo che ieri ha spazzato la nostra regione con danni soprattutto nel Trevigiano, nella Bassa Padovana e nell'Alta Vicentina, danni naturalmente alle strutture e anche ingenti danni all'agricoltura. Poco fa il presidente della regione del Veneto Luca Zaia ha firmato lo stato d'emergenza. L'abbiamo raggiunto al telefono, sentiamo l'intervista. Possiamo non ricordare Zanson di Piave, 90, Piovene e Rocchette, peraltro martoriate a 2 giorni di seguito e molto altro ancora. E poi ricordiamoci la zona del Cadore, quindi la montagna. Lo stato di calamità l'ho già chiesto io, nel senso che la procedura è chiara, una procedura che non ha visto perdere neanche un istante nella rapidità nel mettere in piedi, per cui ho già firmato gli stati di emergenza in questi giorni, perché lo stato di emergenza è aperto. I cittadini raccolgano tutte le loro, la lista della spesa, insomma delle spese che hanno sostenuto dei danni, e dopodiché i comuni ne faranno una raccolta, ne faranno un dossier, ne invieranno alla regione. La regione, fatto tutto questo ragionamento, in assenza di una forma totale di autonomia, chiederà al Fondo Nazionale per la Protezione Civile di intervenire. In molti casi il fondo è intervenuto ristorando i danneggiati, in altri casi stiamo ancora tribolando. Presidente, abbiamo visto anche gravi danni all'agricoltura. Ma l'agricoltura ne esce martoriata, del resto l'agricoltura, l'agricoltore ha l'azienda sotto il cielo, lo si dice, per cui abbiamo visto vigneti rasi al suolo, abbiamo visto la forza e l'energia che ha scaricato questo maltempo, l'ha scaricata molto spesso. Se qualche settimana fa avevamo il problema delle grandinate, oggi abbiamo il problema delle bombe d'acqua e in particolar modo, come è accaduto in queste ultime ore, anche del grande tema delle trombe d'aria e quindi di quello che è la forza del vento e la devastazione che ne crea. Insomma, le immagini dei vigneti le hanno potute vedere tutti, insomma ci sono degli appezzamenti interi di vigneti martoriati appunto dalle trombe d'aria. Ed ora andiamo a Montagnana, ve ne abbiamo già riferito nel corso dei nostri notiziari ieri sera. Un violentissimo nubifragio si è abbattuto sulla cittadina della Bassa Padovana provocando danni ingenti. Ancora questa mattina interi quartieri erano senza elettricità, sono crollati anche alcuni merli delle antiche mura medievali. Vediamo. Un vento fortissimo, alberi caduti su strade e auto, i merli delle mura di Porta Padova che non reggono alla velocità e all'intensità delle raffiche miste alla pioggia. Venerdì pomeriggio tragico di inizio agosto per la città di Montagnana. Sono le 16 quando si abbatte un temporale che arriverà a interessare anche i comuni vicini come Casale di Scodosia. Un'ora di paura e angoscia con la città che fa i conti con un vento che arriverà a soffiare anche a 150 km all'ora.
Alcune auto vengono schiacciate da alberi che cadono, molti rami finiscono sui cavi della linea elettrica. Il danno più evidente è quello alle mura della città, soprattutto nella zona di Porta Padova. Una ventina i merli caduti, anche un merlo guelfo. Inizia la conta dei danni. Il sindaco Loredana Borghesana non esita a parlare di disastro. Sul posto la Protezione Civile del Veneto. I lavori in queste ore continuano. Decine le squadre dei Vigili del Fuoco ancora all'opera con loro i volontari. Molte abitazioni in questo momento non hanno ancora l'energia elettrica. In ginocchio le colture della zona, con aziende che hanno perso il 100% del raccolto, oltre a dover fare i conti con danni a strutture e capannoni. Ed ora torniamo in provincia di Treviso con la tromba d'aria che ieri mattina ha colpito soprattutto i comuni nella fascia ad est della provincia, da Carbonera a Silea a Salgareda fino a Zenson di Piave e San Biagio di Callalta, case scoperchiate, alberi caduti, danni ingenti all'agricoltura. Ora si lavora alacremente per ritornare alla normalità. Vediamo quindi nel servizio la situazione a San Biagio di Callalta poco dopo il passaggio della tromba d'aria. Ci ha distrutto le serre, ha distrutto il vivaio, ha portato via l'ombreggio che c'era sopra le piante, l'ha appoggiato sopra le piante e ha distrutto tutto. Già la primavera aveva fatto un mese e mezzo di pioggia e ci ha messo in ginocchio e con questo abbiamo chiuso. Gli occhi lucidi nel guardare come in pochi minuti l'impegno di anni di lavoro sia volato via, spazzato dalle raffiche fortissime della tromba d'aria che ha devastato l'intero territorio di San Biagio di Callalta. La grandine, il vento ed il nubifragio non hanno risparmiato il centro e le frazioni. Rovaresper, Cenigo, San Martino, Sant'Andrea di Barbarana, ovunque si contano i danni dell'ondata di maltempo. Ha provocato numerosi danni a strutture, a terzostrutture, impianti sportivi e anche lungo la viabilità, perché abbattimento di alberi che hanno invaso la sede stradale piuttosto di rami ma di grosse dimensioni. Ci sono stati anche allagamenti purtroppo, perché tra la grandine e le forti raffiche di vento le stesse foglie sono andate a intasare quelle che erano le caditoie per lo scarico dell'acqua, quindi hanno invaso anche sedi stradali ma anche degli scandinati. Molti alberi sradicati, strade chiuse, tetti scoperchiati e poi blackout dell'energia elettrica per tutta la mattina, colture e vigneti rasi al suolo e danni anche agli impianti sportivi comunali. Ci sono stati numerosi danni soprattutto alle strutture e anche alla pista di atletica, purtroppo provvederemo quanto prima sicuramente a aggiustarli e a sistemare tutti per renderla agibile e operativa immediatamente. Dopo la stima completa dei danni, sentiti anche i sindaci dei comuni vicini colpiti dalla tromba d'aria, verrà richiesto alla Regione lo stato di calamità naturale. L'amministrazione comunale consiglia ai cittadini che hanno subito danni di predisporre una documentazione fotografica che sarà necessario presentare nel caso lo stato di calamità venga riconosciuto. Sabato da Bollino Nero, traffico intenso e rallentamenti per il primo grande esodo d'agosto, code anche in Veneto ma senza particolari criticità. Primo esodo d'agosto da Bollino Nero, quello di questo weekend, anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia, code e rallentamenti, ma al momento non si segnalano particolari criticità. Traffico molto intenso con rallentamenti e code soprattutto lungo l'autostrada A4 in carreggiata est tra Padova e Venezia e poi da Meolo fino a San Giorgio di Nogaro, con code sia in carreggiata che ai caselli in uscita verso le principali spiagge del litorale. In tarda mattinata al casello di Trieste Lisert si registrano code in uscita di circa 2 km, code in ingresso anche dall'Austria alla barriera di Ugovizza. Traffico sostenuto anche sulla viabilità ordinaria, in particolare verso le località balneari della costa veneziana. Traffico molto intenso anche verso la montagna, rallentamenti in uscita sulla A27, poi rallentamenti nel Bellunese sia verso il Cadore che la Valle Ampezzana. Disagi previsti per la giornata di domani a causa dello sciopero dei casellanti. Alle barriere autostradali c'è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche e i varchi Telepass, con conseguente rallentamento dei veicoli. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è in vigore oggi, sabato, fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22.
Grave incidente di montagna ad un 49enne del Vittoriese uscito per una camminata e scivolato da un sentiero finendo in una scarpata, ritrovato dopo diverse ore. È grave. È ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Conegliano un 49enne di Vittorio Veneto rintracciato ieri in serata dal soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, allertato dai familiari che lo cercavano perché uscito per una camminata nella zona di Marennes non aveva fatto più rientro. Intorno alle 20:20 i parenti hanno finalmente sentito la sua voce arrivare da una ripida valletta in mezzo al bosco, poco lontano dalle case. Impossibile per chi non era adeguatamente attrezzato raggiungerlo. Sul posto sono quindi intervenuti una decina di soccorritori che hanno subito capito cos'era successo. Il 49enne stava percorrendo un sentiero quando è scivolato, cadendo da un salto di roccia di 10 metri e rotolando poi per altrettanti, fermandosi su un terrazzino pietroso. Le squadre sono scese lateralmente per evitare di far rotolare giù dei sassi e quindi risalite dal basso. Il medico che lo ha raggiunto è riuscito a stabilizzarlo e imbalellarlo. Il malcapitato era lì da ore, ferito a gambe e schiena, aveva preso anche la pioggia del temporale del pomeriggio. Riportato sulla strada, è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza. L'autonomia, ora la rabbia del ministro Erika Stefani per lo stallo in corso nel dibattito parlamentare. No, stanchezza, io ho anche rabbia, io autonomia la voglio portare a casa, io più che non stanchezza, io ho rabbia. Oggi invece noi ci troviamo dopo un anno di una rocambolesca trattativa, di una istruttoria articolata condotta con il Movimento 5 Stelle, con i ministeri del Movimento 5 Stelle e all'esito e dopo varie fra diffide, fra inviti, fra sollecitazioni, siamo arrivati a stendere un testo per quanto riguarda le singole materie dove c'è il punto di caduta del Movimento 5 Stelle, cioè dove il Movimento 5 Stelle avrebbe formalmente, almeno ad oggi, cioè informalmente dichiarato di poter firmare un'eventuale intesa. Quel punto di caduta però manca di una parte fondamentale. Sulla norma finanziaria non abbiamo ancora avuto un testo sul quale magari svolgere un'ulteriore analisi e poi resta il vero grande passaggio, perché l'intesa è una firma fondamentalmente fra due esecutivi, fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio. Autonomia, il ministro Stefani non ce l'ha con i 5 Stelle, nemmeno con il Premier Conte, ma fa capire che a Roma una gran parte di deputati del Sud rallentano anche da fuori delle aule parlamentari il cambiamento costituzionale, anche contro gli interessi dei loro stessi elettori. Perdere questa occasione, affossarla in dinamiche politiche, affossarla su questa assurda dialettica di contrapposizione nord-sud, è un nord-sud di contrapposizione della politica, di politici magari del sud, non dei cittadini, perché i cittadini desiderano che vi sia veramente un cambiamento, i cittadini del sud vogliono essere dei cittadini di serie A, ad avere i servizi che a loro spettano, che gli spetta per Costituzione, gli spetta per legge e gli spetta per civiltà. E sull'autonomia del Veneto e lo stallo nella trattativa con lo Stato abbiamo sentito cosa ne pensano i bellunesi. Far saltare il governo sarebbe una cosa grave sotto un certo profilo, però da un lato se questo dovesse essere, che sia, perché credo che ci sia molto da rifare. La Lega insieme a Fratelli d'Italia ha già la maggioranza nei sondaggi, oltre il 40%, che questa è una situazione che secondo me si verificherà. Tra sconforto e fiducia i bellunesi si dividono sul tema dell'autonomia del Veneto, legata a doppia mandata a quella richiesta a furor di popolo per la provincia di Belluno. Potrebbero essere dei vantaggi? Per me sì, per me sì. Secondo lei questa cosa che non la vogliono fare, che c'è questa trattativa che si va a rilento? Non lo so, perché idee ce ne tante, da vederle è un po' problema. Un po' confuse. Sì, un po' confuse. La trattativa sull'autonomia continua a tenere banco nelle discussioni di piazza. L'autonomia del Veneto, i soldi restano a noi, ce li gestiamo, invece di mangiarli giù al meridione che non sanno spenderli, mi sembra che sia abbastanza evidente, perché speriamo che è giusto aiutare gli altri che stanno peggio, però che il surplus resti a noi, visto che abbiamo dimostrato di gestirlo molto bene, mi sembra una cosa corretta. Non si capisce perché uno dice una cosa, uno dice l'altra, e qua non si capisce qual è la verità, insomma. Lei vorrebbe questa autonomia? Beh, forse farebbe anche bene l'autonomia,
È una situazione che mette a rischio la tenuta del governo e con la tenuta del governo evidentemente la prospettiva di tornare a nuove elezioni, di nuovo un paese così in balia. Sbando e con altre spese quindi. Votato al referendum 2 anni fa? No, perché penso che non sia una cosa che possa funzionare, cioè, penso fosse semplicemente campagna elettorale. Sono più per un'unione delle regioni e l'autonomia non so cosa porterebbe, sono sincera, in questo momento storico, politicamente parlando, è una situazione molto difficile da giudicare. E torniamo a parlare del dibattito sempre più acceso a Venezia sulla questione delle grandi navi. Dopo l'audizione a Roma con lo sfogo del sindaco Brugnaro è stato convocato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture un nuovo vertice a Venezia per il prossimo 6 di agosto, ma Comune e Regione sono stati esclusi dal tavolo. Sentiamo. La prima riunione per sondare il tema grandi navi è stata convocata per martedì prossimo 6 agosto a Venezia e vedrà il gruppo di lavoro all'opera per individuare le migliori soluzioni tecniche per l'utilizzo degli attracchi diffusi. L'incontro presso la sede dell'autorità del sistema portuale e si cercherà un modo per spostare le grandi navi fuori dal canale della Giudecca. Per il comitato No Grandi Navi, da scartare da subito l'idea di deviare i colossi del mare su Porto Marghera. Se poi pensiamo di usare il canale dei Petroli per la navigazione crocieristica, questo sicuramente in tempi più o meno brevi comporterà il raddoppio della sezione del canale e quindi sicuramente un intervento non positivo. Il perché è presto spiegato e da ricercarsi nello scavo del fondo della laguna utilizzato per ricavarne l'attuale canale dei Petroli, appunto. Io credo che comporti sicuramente problemi seri per il regime della laguna e per il suo assetto morfologico. Penso che di canali in laguna se ne siano già scavati troppi e anche malamente. Un esempio per tutti, il famigerato canale dei Petroli. Noi non credo che possiamo fare repliche. La riunione è convocata su indicazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che vede esclusi tra i diversi soggetti invitati sia il Comune e Città Metropolitana di Venezia sia la Regione del Veneto. Nell'elenco dei convocati non ci sono. Tra dimenticanza e certamente dispetto, il messaggio da Roma è chiaro. Lo sfogo di Brugnaro alle audizioni della Commissione Trasporti della Camera e proprio su questo tema non è stato certo gradito. Sempre tutto in rischio, sempre, solo che noi siamo stanchi, la città è stanca di voi. Questi personaggi anche autorevoli che si azzuffano intorno all'approdo di qua piuttosto che di là perdono di vista un fatto fondamentale che sarà cruciale per il destino della laguna, legato all'innalzamento, direi quasi certo ormai, del livello medio del mare. Si parla come minimo di una cinquantina di centimetri nell'arco di questo secolo. Di fatto bisognerà scegliere fra salvaguardare dagli allagamenti i centri storici della laguna o favorire la navigazione. Pubblicità, ora linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Torniamo nel Bellunese, fiamme nella notte al chiosco a Preschi Nevegal, danni ingenti. Ci aggiorna al telefono Tiziana Bolognani. Sì, non è stato un buon giorno per il titolare del chiosco a Preschi del Nevegal. Stanotte un incendio ha distrutto la casetta in legno, macchinari e suppellettili che lì erano custoditi. L'allarme è scattato attorno all'1 di notte al 115 e i pompieri hanno raggiunto in forza il piazzale del Nevegal su cui si affaccia il chiosco, che si trova proprio di fianco alla partenza della seggiovia. Un lavoro lungo 3 ore, quello dei pompieri, che dopo aver domato le fiamme hanno smassato il materiale e spento gli ultimi focolai. Il titolare Patrizio De Biasi è stato svegliato nel cuore della notte dai carabinieri che l'hanno avvisato. Danni per svariate decine di migliaia di euro. L'incendio
pare sia stato causato da un cortocircuito partito da un frigorifero. Il chiosco, avviato 4 anni fa, era stato riaperto a inizio luglio e da qualche giorno aveva concluso l'allestimento per il mese di agosto, il periodo clou dell'estate sul Colle. Ora bisogna ricominciare da capo. È tutto, a voi. A Lido di Venezia, ora, dove un bagnino stalker che molestava una donna sposata è stato allontanato dal Lido, appunto. Ci aggiorna al telefono Anna Maria Parisi. Sì, buongiorno dal Lido di Venezia, dove sta tenendo banco in queste ore una storia di cronaca finita poi in tribunale, quindi con dei risvolti giuridici, quella di un bagnino e di una donna sposata. Cos'è successo? Che il bagnino si era rivelato decisamente molto, troppo molesto, un bagnino stalker, perché da tempo mandava costantemente e ripetutamente SMS a una donna sposata di cui si era invaghito senza essere corrisposte, quindi la chiamava, le mandava questi messaggi, nonostante un provvedimento emesso da un giudice, ma non era bastato. Adesso il giudice Calabria, per l'esattezza, ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Venezia, quindi il bagnino, alla luce di questo provvedimento emesso nei suoi confronti per stalking, rischia anche di non poter prestare regolare servizio lavorativo, appunto, qui al Lido. Una vicenda che si è conclusa con un risvolto positivo per la donna. Ora si spera che effettivamente con questo nuovo provvedimento il bagnino possa tornare nei suoi ranghi, diciamo così. E dal Lido di Venezia è tutto, la linea può tornare allo studio. Nel Padovano ora, grazie alle segnalazioni dei gruppi di controllo di vicinato, nel quartiere Arcella sono stati individuati alcuni spacciatori. È una metanfetamina con effetti devastanti, la droga conosciuta come Shabu, sequestrata a un cinese che vive in via Reni. All'Orientale già gli arresti domiciliari, ma in grado di vendere stupefacenti a un pusher filippino, gli agenti della polizia locale sono arrivati grazie alle segnalazioni dei cittadini organizzati nei gruppi di controllo del vicinato. 2 le operazioni in questa settimana all'Arcella, l'ultima in ordine di tempo quella che ha permesso di individuare il cinese che è stato arrestato e il filippino denunciato. La prima aveva invece bloccato 2 nordafricani, 19 anni il primo, appena 15 il secondo, che spacciavano cocaina tra via Agostini e piazzale Azzurri d'Italia. Individuato un acquirente, gli agenti sono risaliti ai giovani bloccati al culmine di una rissa con il 19enne che stava picchiando selvaggiamente il minorenne. Per i 2 tunisini clandestini è scattata la denuncia. Dal 9 agosto il fenomeno delle spose bambine anche in Italia diventerà un reato criminale, merito di una speciale legge contro la violenza sulle donne, in particolare su quelle minorenni, un fenomeno purtroppo presente anche in Veneto. Da venerdì 9 agosto costringere al matrimonio in Italia o all'estero una persona minorenne per la legge sarà un delitto, un crimine. Le pene vanno da 2 a 7 anni di carcere se la bambina ha meno di 14 anni, da 1 a 5 anni se ne ha di più. La legge, soprannominata Codice Rosso, modificando il codice di procedura penale, ha inasprito la detenzione per i reati di violenza sessuale in generale e per quelli di violenza su bambini, ha introdotto il reato di sfregio del volto, aumentate infine le pene in tutti i casi di violenza domestica e di genere e la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti. Dopo 9 anni di lotta spietata, finalmente il 9 agosto entra una legge che fa parte della nostra civiltà. Noi non diciamo chi ha vinto la civiltà. A noi interessa questo, salvare 4.000 bambine che ogni anno venivano portate dall'Italia verso i paesi da cui provenivano i loro genitori. A noi interessa salvare l'innocenza. Secondo l'associazione Eneda Dei potrebbero essere 4.000 oggi in Italia le spose bambine, portate contro la loro volontà nel paese di origine dei genitori a sposarsi minorenni. I dati sono imprecisi e il motivo c'è. Nel Veneto noi possiamo parlare di quella ragazza di provenienza Bangladesh che papà l'aveva venduta in cambio di 30.000 euro. Per fortuna
l'acquirente è stato condannato a 8 anni di carcere. Le notizie frammentarie noi leggiamo sui giornali, in realtà non esiste una fondazione come quella di Fondazione per l'Infanzia che faceva anche delle ricerche, perché era uno strumento del Parlamento e del Governo. Loro facevano, però da parecchi anni che non lo fanno. Ora la legge va fatta conoscere agli immigrati, in particolare musulmani, nei loro centri culturali e nelle scuole dei loro figli. La legge è stata presentata dal ministro Stefani, dal segretario vicentino del Carroccio Celebron e dal parlamentare Comencini. C'è stata trasversalità nella scrittura della legge? Non proprio, diciamo, sicuramente c'è stato chi avrebbe voluto sottovalutare la problematica, avrebbe voluto metterla giù in una chiave di visione diversa, ma la realtà è che il problema c'è, è grave, va contrastato con decisione, non ci si può nascondere di fronte a problematiche come quelle del fondamentalismo islamico, che va assolutamente combattuto con determinazione. Andiamo ora a Mestre, in particolare nel quartiere di Favaro, dove alla scuola elementare Collodi è partito un progetto che permetterà ai bambini di respirare meglio, come se fossero in un bosco, e di ridurre l'inquinamento. Vediamo. L'azzurro da una parte che tanto ricorda i cieli tersi e puliti dell'estate, il giallo che risplende come una giornata di sole pieno e poi il bosco che non c'è ma si respira. Alla primaria Collodi, qui Pinocchio non c'entra, nessuna favola ma realtà e uno spiccato interesse per l'ambiente. Si trova al civico 140 di via Triestina a Favaro Veneto, scuola i cui esterni sono in fase di ridipintura con la pittura ecologica che assorbe e cattura lo smog. Far capire ai nostri ragazzi che con tecniche, con materiali che devono essere selezionati fin dall'inizio possiamo ridurre quello che è l'inquinamento atmosferico, e come è stato detto pensiamo che 300 metri quadrati di utilizzo di questo materiale di pittura è come se noi oggi in questa scuola avessimo piantato 300 metri quadrati di alberi. Il cantiere, i cui lavori è previsto si concludano entro la fine del mese, ha visto un investimento del Comune pari a 260.000 euro, progetto che potrebbe allargarsi anche ad altri plessi del territorio. Ed è un obiettivo straordinario che questa amministrazione si è dato, perché ha messo assieme più cose che credo siano assolutamente importanti per il futuro dei nostri ragazzi. Non è un caso che la scuola si collochi proprio a ridosso dell'aeroporto? Certo, è stata scelta qua perché il primo passo è stato fatto dall'amministrazione comunale, quindi da un'istituzione pubblica. Abbiamo voluto noi dare questo segnale perché si parla sempre di ambiente, è un tema che oggi è una priorità per tutti. Ad oggi dalla gestione Brugnaro investiti più di 2 milioni di euro per le scuole in terraferma, a cui si aggiungono stanziamenti paragonabili per quelle del centro storico e delle isole. Da un punto di vista di manutenzioni straordinarie, con una varietà di interventi da dover eseguire tutti con urgenza, e quindi penso al grosso tema delle infiltrazioni, quindi del rifacimento delle coperture, penso al tema dei serramenti, con serramenti e finestre che non erano a norma, dei servizi igienici, e quindi purtroppo la pittura in una scala di priorità rischiava di finire sempre all'ultimo posto. L'amministrazione Brugnaro ha scelto che oltre a dover eseguire interventi urgenti, quali quelli che ho appena accennato, era fondamentale anche dare un segnale di bellezza, di cura di questi luoghi, che sono i luoghi di vita dei nostri ragazzi. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, come sempre in chiusura alle previsioni del tempo. Buon pomeriggio. Benvenuti al Meteo. Dopo l'ondata di maltempo che nella giornata di venerdì ha flagellato il nord-est con danni anche ingenti, sabato tornerà ad essere più stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Umide infiltrazioni atlantiche lambiranno Alpi e Prealpi, dove potremo avere ancora qualche rovescio temporale tra le ore pomeridiane e quelle serali. Temperature sostanzialmente stazionarie con minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi.
Torna ad essere più stabile il tempo anche sul Friuli Venezia e Giulia, con tanto sole ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento solamente sui rilievi, ancora con isolati acquazzoni, specie durante il pomeriggio. Temperature invariate, minime tra 18 e 21 gradi, le massime invece saranno comprese tra 28 e 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, ma anche in questo caso non si escludono dei rovesci a partire dal pomeriggio sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 31 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.